perché quella mappa, quel grafico che vi ho mostrato prima, che ci è stata regalata da Gunnella, ho approfittato per portare qualcosa, diciamo, per studiarla prima di tutto e per portarla al seminario. Quindi nel frattempo ho interloquito anche con lui, vi porto naturalmente i suoi saluti. Non è potuto venire, però appunto abbiamo interloquito, lui mi mandava sempre tanto materiale, mettiamo questo, mettiamo quello. Alla fine ho detto: senti, porta tu una tua memoria, quindi agli atti ci sarà anche una sua memoria legata a questo diagramma, all'analemma di Dunn. Ormai lo chiamo Dunn perché abbiamo cominciato così, ma probabilmente la pronuncia non è quella corretta. Dove lui naturalmente, che penso che sia il nostro massimo esperto di analemma, si è collegato per trovarne, diciamo, uno che ha preceduto questo tipo di grafico. E quindi allora vi parlo, ve lo dico, questa è una mappa del 1774, ha una dimensione di 40 x 50 cm, poco più, completamente incisa. Il diagramma si trova nella parte centrale, poi tutto attorno in pratica è descritto come si usa, sono fatti degli esempi, in pratica il tutto si esaurisce là. Ricordo che la traduzione e la presentazione, una prima presentazione di questo diagramma è stata fatta proprio da Gunnella nel testo, nel libro L'Analemma, dove lui parla dell'analemma in generale e dove ha inserito anche questo argomento, ha fatto la traduzione in pratica del testo. Questo libro è stato messo nel bonus della nostra rivista, se non ricordo male, nel numero 25, quindi qualche anno fa. Allora, a cosa serve questo analemma? Innanzitutto porta questo diagramma che mi chiede di inserire come dati iniziali la latitudine del posto da cui lo uso e la data, sostanzialmente, in realtà la data, ovvero la declinazione del Sole. E mi consente di leggere proprio a lettura diretta, in modo quasi immediato, diverse cose: l'ora in cui il Sole sorge e tramonta, la durata del giorno e della notte, l'inizio e il termine dei crepuscoli e il punto di bussola, come dice Dunn, dove il Sole sorge e tramonta. E il tutto si legge dentro a questo diagramma, dove latitudine e declinazione sono portati a intervalli di 5 gradi, per cui diciamo, se la latitudine non è quella riportata oppure la declinazione, si procede per interpolazione e si trova un valore, insomma, approssimato quantomeno di quello che si sta cercando. Io mi sono fermata un po' al primo quadrante per farvi vedere quali sono i segni che sono riportati. Sono sostanzialmente 4 le linee che vengono usate, e ci sono intanto le linee di riferimento, che sono l'asse verticale che corrisponde all'asse polare e orizzontale che corrisponde all'equatore, e l'arco su cui viene riportata, misurata la latitudine, come vi dicevo, ogni 5 gradi. Dopodiché all'interno sono segnate le linee del diagramma, dove posso leggere ogni 5 gradi la linea della latitudine. Poi qui siamo per esempio sui 50 gradi, viene misurata a partire da nord, e poi la linea della declinazione. Qui sono al 20 di giugno, quindi sono al solstizio estivo. Devo dire che lui riporta le date, cioè riporta i gradi di declinazione ogni 5, e per ogni linea, per ogni valore, riporta proprio la data corrispondente del calendario. Qui siamo praticamente come data al 20 di giugno. E poi le linee delle ore, in questo caso, e delle mezze ore, che sono nella parte più bassa, e poi ancora dei cerchi che sono dei cerchi che consentono di ricavare l'amplitudine ortiva, ovvero a seconda della latitudine della data
qual è il punto dove sorge il sole oppure tramonta. Quindi quattro linee sono presenti, naturalmente per 5 gradi, perché altrimenti se lo faccio per meno diventa completamente riempita di linee. Per quanto riguarda l'amplitudine ortiva, i cerchi che sono riportati sono in tutto 8 e sono uno per ogni 11 gradi e 25, che corrispondono praticamente nella rosa dei venti all'angolo tra due punte nella stella a 32 punte, 360 diviso praticamente 8. E anche qui non si poteva prendere una suddivisione più fine perché altrimenti sarebbero venute troppe linee, quindi devo procedere quando vedrete mi capiterà un punto in mezzo tra i due cerchi per interpolazione, o se voglio essere precisa posso anche usare dei metodi anche proprio grafici che mi portano un risultato con maggiore correttezza. Allora, cosa succede? Io per prima cosa devo decidere qual è la latitudine del luogo, e quindi scelta la latitudine del luogo, penso alla linea che passa per il centro, che in questo caso abbiamo scelto la latitudine 50 perché poi è anche l'esempio che porta Dan nella sua didascalia. Immaginiamo di prendere la data del 30 aprile e tracciare, immaginare, di pensare, non è che dobbiamo disegnare, non dobbiamo solo leggere la linea di declinazione, il punto dove praticamente queste due linee si intersecano mi fornisce il punto di sole al sorgere, e quindi posso leggere la durata dell'arco diurno e la durata dell'arco notturno dall'altra parte. Come faccio a leggere? Siccome sono disegnati gli archi delle ore, sono degli archi di ellisse in pratica per ogni ora e per ogni mezz'ora, sono disegnati, e quindi io posso leggere per esempio qui che prima delle 6 il sole sorge un'ora e 20 circa prima delle 6, quindi posso calcolare quanto dura il giorno, quanto dura la notte. Poi per esempio se immagino di prendere una linea parallela alla linea dell'orizzonte locale sotto di 18 gradi, in pratica delimito la fascia in cui si trova il sole quando siamo nella fase del crepuscolo, quindi poi posso decidere in pratica quanto l'ora in cui il crepuscolo ha inizio o a termine, e anche quanto dura il crepuscolo, quante ore dura. Adesso qui è piccolo, non riesco a leggere, non so. Comunque, insomma, si può leggere dentro al grafico in modo, diciamo, abbastanza approssimativo, quantomeno. Naturalmente, variando la latitudine, variando la data, io posso avere delle informazioni anche abbastanza veloci circa la durata del giorno, della notte, la durata del crepuscolo, che è legata alla declinazione del sole, ma è legata molto alla latitudine. Dopo vi farò vedere eventualmente. Poi ci sono quei cerchi che mi consentono di definire, ricavare l'amplitudine ortiva. Ecco, qui per esempio, in questo caso, vedete che il punto di sole dove si incrocia la linea dell'orizzonte con la linea di data sta proprio sulla seconda circonferenza. Sono fortunata in questo caso perché posso concludere subito che l'amplitudine ortiva è di 11,25 gradi per due volte, quindi 22 gradi e mezzo. Dall'amplitudine ortiva posso ricavarmi, tra l'altro aggiungendo 90 gradi, l'azimut del sole al sorgere. Dunque, mentre per gli altri valori, diciamo, la lettura mi sembrava abbastanza intuitiva, mi risultava invece più difficile capire come mai queste circonferenze mi consentivano di leggere l'amplitudine ortiva. E allora praticamente, vi dicevo, due circonferenze equivalgono a 22 gradi e mezzo di amplitudine ortiva, o un'altra cosa, se io porto praticamente i 22 gradi e mezzo
sull'arco di graduazione, li porto giù, costruisco proprio quella circonferenza in pratica. Il raggio di quella circonferenza corrisponde sostanzialmente al seno dell'amplitudine ortiva. E ho osservato che in questo triangolo rettangolo, che viene definito dall'orizzonte, dalla declinazione dall'asse polare, dove ho la latitudine, l'arco di latitudine, c'è una precisa relazione che non sto qui a commentare di più, ma che troverete nella memoria, che praticamente lega il seno dell'amplitudine ortiva, la latitudine e la declinazione del Sole con questa formula, che poi è l'equivalente, forse sarà più nota, per cui il coseno dell'azimut del Sole al sorgere è legato da questa relazione con il seno della declinazione e con il coseno della latitudine. Una cosa anche molto semplice da vedere su questo triangolo in pratica, però mi ha consentito di capire come mai le ha disegnate queste circonferenze. Naturalmente poteva disegnare, anziché ogni 11 gradi e 25, che so, ogni 5 gradi come aveva fatto per la latitudine, ma il reticolo diventava troppo fitto e quindi praticamente illeggibile. E allora vediamo se adesso, perché io l'ho ricostruito. Abbiamo 2 minuti. Solo? Sì. Oh, Madonna. Vabbè, l'ho ricostruito, allora non importa, se poi qualcuno vorrà, ma il problema è vedere, capire se no, non parte. Allora, facciamo così. Qui ci sono dei file di GeoGebra con cui ho ricostruito questa mappa, dove variando la latitudine e la declinazione solare io sono in grado di, come dire, vedere come sono legate queste, come variano, come si legge questa cosa. Lui ha riportato le date, io ho riportato le declinazioni per segni, comunque questa è una scelta un po', diciamo, mia. E qui io avevo fatto questo piccolo video dove, variando latitudine e declinazione, vedo proprio graficamente, visivamente, come varia la durata del giorno e della notte in relazione, e quando sorge il Sole, in relazione proprio ai parametri inseriti. Tralascio di parlare di Samuel Dunn, che è forse un illustre sconosciuto. Di lui però ci restano in rete, ancora troviamo delle mappe, perché era un cartografo sostanzialmente, ha scritto anche diversi testi di matematica e di navigazione, alcuni sono reperibili in rete, sono digitalizzati, quindi ho riportato anche i riferimenti. Alla sua morte proprio le sue opere sono andate disperse, però in rete ancora si riesce a recuperare qualche mappa. Quella per esempio che ci ha mandato Gunnella, lui dice l'ho comprata in una bancherella, era diciamo anche un prezzo modico, oggi probabilmente potrebbe avere un certo valore perché non si trova più in pratica. Questo per esempio è una mappa del mondo che ancora gira online, dove ci sono altri 2 analemmi, e quello sopra che vedete nell'angolino sulla destra è praticamente un analemma che lega la longitudine eclittica all'ascensione retta e alla declinazione solare, seconda appunto della declinazione. Comunque anche questo l'ho riportato nelle memorie, non mi soffermo. Qui avevo provato, c'è un filmato che riguarda l'analemma di Vitruvio, nel senso che mi sono chiesta, questo analemma che cosa ha a che fare con quello classico, quello vitruviano? E allora qui ho la ricostruzione, ma ve lo dico a parole. Voi sapete che l'analemma di Vitruvio proietta ciò che avviene sulla sfera, lo proietta sul piano meridiano. E quindi ciò che avviene nello spazio tridimensionale viene trasferito sul piano, e tutte le relazioni che ci sono tra le grandezze interessate, che sono la latitudine, la declinazione, l'altezza del Sole, l'ora, l'azimut, le 5 grandezze che caratterizzano la posizione del Sole, possono essere, come dire, legate tra di loro con delle formule che sono poi quelle classiche, che
po' più difficilmente si trovano sulla sfera, si ricavano dalla sfera, più semplicemente invece si ricavano sul piano. Dobbiamo concludere. Tempo finito. Spiace, approfondirete durante il pranzo. Allora, volevo aggiungere un'ultima cosa però, troverete nelle memorie di, una cosa volevo dirvi, che nel secondo avevo qualche diapositiva proprio sulla memoria di Bunnella, dove lui parla di Benedetti del Cinquecento e propone 4 metodi con cui Benedetti cerca la latitudine usando l'analema, e ritiene che questo analema usato da Dunn fosse sostanzialmente non tanto quello di partire da latitudine e declinazione per trovare gli altri dati, ma di partire da quei dati per ricavare la latitudine e usare la mappa durante la navigazione per controllare la rotta delle navi. Quindi fosse un documento che tenevano praticamente come documento di viaggio sulle navi per controllare la latitudine misurando l'azimut del Sole al sorgere e regolare la rotta delle navi. Mi dispiace, ma non avevo ispirato bene.